Siamo ancora a Châtillon, ancora campionato allievi, torneo allievi, in campo la Basilicata e il Veneto per decidere chi andrà come prima ed eventualmente se la seconda riuscirà a passare. Poi magari nel corso della nostra telecronaca cercheremo di darvi aggiornamenti anche dagli altri campi per andare a valutare quali sono le possibilità delle due squadre per passare il turno. E allora andiamo subito con le formazioni, ricordiamo che siamo in diretta su sito ufficiale della FIGC Basilicata e sul sito ufficiale del torneo delle regioni. Squadre in campo, momento dei saluti, partiamo dalla Veneto che ha a disposizione il tecnico Alberto Ramiro Rodriguez Jiménez, spagnolo di Bedmar, Andalusia. Ha a disposizione Boscaro, Coppe, Bortolini, Canuto, Balaban, Fami, Vettore, Bertuletti, Tosato, Botosso, Zornetta e Gallina. Dall'altra parte la Basilicata che ha tra le sue fila Carrieri, Nucera, Libonati, Giampietro, Arcieri, Pace, Magliocca, Claps, Morelli, Saponara, Perrucci, Silletti. Il tecnico è Antonio Lavecchia. E allora andiamo a ripercorrere anche le prime due partite delle due squadre, con la gara disputata domenica dal Veneto 6-1 contro la Calabria, 6-1 che ha visto protagonista soprattutto Edoardo Botosso, autore di una tripletta, 2 reti per Fami, una per Zornetta. Un risultato importante perché permette alla formazione veneta di avere un vantaggio per quanto riguarda la differenza reti di +5, un vantaggio che, considerate anche le altre classifiche, è molto importante. Dall'altra parte invece ottimo successo degli allievi, il primo successo di una rappresentativa, è l'unico fino a questo momento, una rappresentativa lucana. 3-0 sempre sulla Calabria con una ottima prestazione da parte dei ragazzi di Lavecchia. Sta per partire la gara, già schierati in campo i ragazzi di Mister Jiménez, mentre ancora a colloquio con Lavecchia quelli di Mister Lavecchia. L'arbitro è il signor Salvatore Ciriolo della sezione di Novara, Nicola Sferrazza di Biella il cronometrista. E allora stiamo per partire con questa gara fondamentale per andare a capire appunto chi passerà il turno. E allora si parte in questo momento con le due squadre, partono subito con il numero 4 Canuto, palla verso Coppe, giro palla del Veneto, Veneto in casacca azzurra. Bortolini prova a far passare il pallone e Botosso recupera la sfera. Claps, uno dei migliori se non il migliore nella prima gara disputata dalla selezione lucana. Attenzione a Botosso, il suggerimento di Bortolini, la palla troppo lunga per il numero 10, palla che termina fuori. Con i piedi, rimessa laterale per la Basilicata, Claps. Poi Nucera, ancora Claps, prova a sfruttare le doti tecniche, il calcettista dei Lions di Potenza. Parte il Veneto, Coppe, Bortolini, Canuto, ancora Veneto, Bortolini, Canuto,
cerca lo spazio Canuto, ci mette i piedi Rocco Silletti. Prima emozione del match dopo quasi 2 minuti di gioco. È arrivata questa botta da parte di Canuto. Canuto, Bortolini riceve il pallone da Coppe, ancora Canuto, cerca lo spazio al centro, cerca un compagno al centro, si trattava di Coppe, riesce a riconquistare il pallone la Basilicata, non riesce a tenerla in campo Rocco Morelli, autore di un gol strepitoso nella prima gara della Basilicata, a 0-1 dalla fine, un gol che potrebbe pesare. Bortolini, il tocco di Nucera, la palla che termina fuori, la rimessa laterale sarà per la Basilicata. Di petto il numero 9, attenzione all'uscita di Silletti, un po' rischiosa, poi Coppe cerca di saltare Claps, ancora Coppe, la palla conquistata dalla Basilicata, l'uscita da parte del portiere, occhio al tiro da parte di Morelli, ci mette una pezza Boscaro, dall'altra parte subito Veneto, Canuto, anche lui cerca lo spazio e trova una diagonale insidioso sul quale Silletti nulla può. 1-0 per la formazione allenata dal tecnico Jimenez. Ora riparte la Basilicata, palla che viene calciata fuori da Nucera. Coppe, sbaglia Canuto, Bertolini, c'è il fallo. Parte della Basilicata, primo fallo, subito battuto il calcio di punizione, primo fallo per la formazione lucana. Ora prova l'azione solitaria Edoardo Botosso della Fenice Calcio a 5, come detto 3 gol per lui nella prima gara, quella con la Calabria. Il lancio lungo del capitano di Alessio Saponara, palla che termina oltre la linea laterale. Canuto, del gol del vantaggio. Coppe, palla di ritorno su Coppe, poi Botosso, buono il passaggio a mezza altezza sui piedi di Bortolini, la conclusione che termina al lato. Ancora Botosso, Bertolini prova a saltare Silletti, che però interviene con la gamba destra sul tentativo di dribbling del calcettista veneto. Si fa sentire Jimenez dalla panchina. 4 minuti di gioco, 1-0 Veneto. Botosso, anzi Canuto, ora Botosso, Coppe, Bortolini, Coppe, è libero Bortolini, cerca il dribbling, calcia col destro. Importante il disturbo di Claps, dall'altra parte Morelli, si fa vedere Saponara, prova a servirlo Morelli, esce bene il Veneto con Coppe, occhio a Botosso, calcio a Botosso, non riesce ad evitare l'angolo, Silletti, avvio a sprombattuto del Veneto. Pallone
riconquistato dal Veneto. Botosso questa volta in bocca a Silletti. Palla che rimbalza su Botosso, rimessa laterale, è stato Nucera a far rocambolare il pallone sul numero 10 del Veneto. Riparte dalla rimessa laterale la Basilicata. Saponara, Claps, fermato da Nicolò Bortolini. Ancora Basilicata, Claps. È lui l'ultimo a toccare sulla pressione di Bortolini. Cambio intanto per la Basilicata, fuori, scusate, per il Veneto, fuori il numero 4 Canuto, dentro il numero 5 il rumeno Alexandru Balaban. Coppe. Bortolini riceve ora il pallone. Nucera, Claps. Ancora Nucera. Pressing asfissiante della formazione veneta. Morelli, Bortolini fa passare il pallone, chiedeva il tocco col braccio. Tribuna popolata da molti dell'entourage della Basilicata, in questo caso ci sono i ragazzi della Juniores. Rimessa laterale Veneto. Fa passare il pallone Botosso, controllato da Nucera, riesce a calciare in diagonale il numero 10, però non trova di molto lo specchio della porta. Nucera fa passare il pallone, la rimessa sarà per la Basilicata. Prova a reagire al gol del Veneto la squadra di La Vecchia. Palla centrale, Morelli allunga di testa verso Claps, vediamo se riesce a tenere il pallone Claps in campo, ci riesce. L'ultimo tocco è di Mattia Vettore. Claps conquista un'ottima rimessa laterale. Errore di Saponara, costretto però lungo linea a dover cercare di tenere il pallone in campo, non ci è riuscito. Fa passare il pallone il Veneto, solito Botosso, questa volta però il calcettista della Fenice non riesce a tenere il pallone. Balaban su Boscaro, si complica un po' la vita il Veneto. Rimessa laterale per la Basilicata. Nucera può provare a calciare, desiste, serve Claps. Saponara. Nucera non arriva sul pallone il numero 2 della Visplayed Policoro. Sbaglia anche Balaban. Rimessa laterale per la Basilicata. Il pallone è rilanciato da Balaban che va a coprire su Saponara. Nucera prova la sciabolata verso Morelli, recupera il pallone il Veneto. Occhio a Vettore, chiude Nucera, rimessa laterale Veneto. Zornetta chiede il pallone, palla che però giunge sui piedi di un altro giocatore del Veneto. Ora Zornetta cerca lo spazio per il tiro, calcia Zornetta, trova Claps, rimessa laterale ancora per gli uomini di Jimenez. Da oltre 16 anni da 16 anni in Italia l'allenatore spagnolo. Riparte la Basilicata, lo fa con Saponara che riesce a saltare un avversario, però poi porta il pallone fuori. Zornetta, Balaban, cambiato completamente volto rispetto allo starting five iniziale il Veneto. Zornetta, Balaban prova a passare il numero 7 Vettore, ancora Vettore, palla dentro, il tiro e il gol del Veneto con il numero 8 Simone Bertuletti.
Prima rete sia per Bertuletti sia per Canuto. Riparte la formazione lucana sotto di 2 reti. Passivo può essere pericoloso anche in virtù degli altri risultati. Il pallone che viene messo fuori dal numero 11 Marco Perrucci. Cambiato qualcosa anche la Basilicata, ingresso in campo di Perrucci ma anche dell'attuale possessore del pallone. Si tratta di Vittorio Pace che ora riceve la sfera da Nucera. Pallone per la Basilicata, 2-0 dopo 9 minuti, 8 e mezzo per la precisione, minuti trascorsi, 11-28 alla fine. Nucera, Claps. Errore della Basilicata, può ripartire Vettore, però inciampa sulla sfera. Pace, Claps. Cerca la giocata, serve un compagno, Claps in mezzo a 3, prova a passare Claps, ci mette una mano Simone Boscaro. Anche in questo caso il Claps è riuscito a dare sfoggio della sua tecnica. Ha spinto il pallone calciato da Nucera. Rimessa laterale ancora per la Basilicata. Claps, Nucera. In qualche modo Perrucci. Pace, Perrucci. Prova a girarsi. Calcia col sinistro. Palla che termina fuori. Enzo Arcieri in campo. Fare il centrale. Vettore, Zornetta, l'ultimo tocco e azzurro. C'è anche una folta rappresentativa del Veneto e ora si gioca anche una partita qui in tribuna con i sostenitori, i compagni di squadra del Veneto che si oppongono a quelli della Basilicata. Palla messa fuori dal numero 5 Alexandru Balaban, rimessa laterale Basilicata. Arcieri, Claps, prova il doppio passo, palla che viene agguantata letteralmente da Mattia Vettore, palla dall'altra parte, il tiro e la traversa da parte di Bertuletti. Dall'altra parte l'uscita coi piedi di Boscaro. Pallone che ha effettuato una traiettoria ingannevole, palla che sembrava destinata a scavalcare la porta, invece è sceso il pallone, una traiettoria infida che ha colpito praticamente l'incrocio dei pali. 9:22 alla fine, 2-0 Veneto. Claps. Conclusione da parte di Perrucci, non lontana dall'angolo alto, alla destra di Boscaro. Rimessa laterale lucana. Nucera verso Perrucci, addomestica bene il pallone Perrucci, passa in mezzo Claps, il fallo da parte di Vettore, calcio di punizione in favore della Basilicata. 8:46, primo fallo per la selezione veneta. Sul pallone c'è Perrucci, praticamente un tiro libero con barriera, che il pallone è a pochi centimetri dal dischetto del libero.
Parte Perrucci, il tiro in porta, passa la barriera ma trova la mano pronta di Simone Boscaro. Ancora Perrucci, ancora un brivido, palla sull'esterno della rete. Riparte il Veneto, ora è un buon momento per la Basilicata. Con le mani Silletti, sbaglia l'appoggio Perrucci. Zornetta prova a penetrare le linee blu della Basilicata. Zornetta può calciare col sinistro, si infrange sul muro blu della formazione lucana. Claps riesce a passare, ancora Claps deve girarsi, alla fine arriva l'intervento di Tosato che va a chiudere lo scambio, ma c'è Silletti in anticipo che va in scivolata a interrompere la trama di gioco della squadra allenata da Jimenez. La conclusione da parte di Canuto, si salva la Basilicata, ancora Canuto prova a calciare, pallone che rimane lì. Silletti, doppio intervento. Grandi accelerazioni e tante emozioni fino a questo momento in questa gara che, come abbiamo già detto, ha un significato importante per entrambe le squadre. Questa è la fase più calda del torneo, l'ultima giornata, con i risultati che si devono andare ad incrociare. Sono 5 gironi, passano le prime 5 più le 3 migliori seconde. Palla che termina fuori, il tocco di Canuto, la rimessa laterale per la Basilicata. Palla in mezzo, Claps deve girarsi, rimane piantato lì il pallone, la conclusione da parte di Perrucci, ancora una volta un Boscaro in formato gigante. Calcio d'angolo per la Basilicata. Palla fuori, la conclusione di Claps molto alta sulla traversa. 6,54 alla fine di questa frazione, 2-0 il punteggio in favore del Veneto. Il colpo di testa da parte di Enzo Arcieri, palla che termina in corner, questa volta per il Veneto. Pallone capitano Botoso che è rientrato in campo. Canuto si perde sulla linea laterale, ma riconquista subito palla la formazione in casacca celeste. Deve girarsi Botosso, cerca lo spazio per calciare, poi prova ad andare sul pallone con numero 2 Coppe. Palla che termina fuori, la rimessa laterale sarà per la Basilicata. In testa ancora Coppe, va a coprire su Perrucci. Pace prova a calciare col sinistro, c'è la deviazione, calcio d'angolo. Pronto a battere Pace. Prova a calciare Saponara addosso a Botosso. Perrucci si libera del pallone. Palla morbida da parte di Canuto, sbaglia la direzione. Squadre che stanno facendo ruotare parecchio i ragazzi. I tecnici hanno scelto di far girare tanto. Occhio a Canuto, prova il tiro col destro, chiude troppo la traiettoria, palla che termina addirittura in rimessa laterale. Di nuovo in campo Morelli. Morelli riconquista il pallone, cerca lo spazio per il tiro, c'è Botosso.
prova a servire in mezzo il pallone Botosso, si butta nella metà campo della Basilicata il Veneto, la chiusura da parte di Tosato, la rimessa laterale per gli uomini di La Vecchia, i ragazzi di La Vecchia. Arcieri, Morelli, con questo è il pallone, Morelli può andare alla conclusione, ancora Morelli, vediamo se tiene il pallone in campo, Pace col piattone, la alza troppo, aveva tanto spazio Pace per centrare la porta, non è riuscito però a coordinarsi bene. Errore da parte di Mohamed Fahmy, è entrato in questo momento sul terreno di gioco, autore di 2 reti nella partita contro la formazione calabrese. Fahmy prova a passare, riesce a tenere il pallone, Fahmy alla fine il raddoppio e il fallo di Silletti che scivola per prendere il pallone, però va a finire oltre la linea dell'area di rigore. Time out chiamato dal Veneto, 2-0 il vantaggio della formazione veneta, 4:23 alla fine e ora un calcio di punizione goloso per la formazione di Jimenez che sta dando indicazioni ai propri ragazzi. Jimenez, come dicevamo, spagnolo di Bedmar, in Andalusia, ha giocato in A1 col Petrarca Padova, poi Luparense, ora gioca in C1 col Padova Calcio A5, la formazione del Padova legata ovviamente al futsal. Si torna in campo con la lavagnetta La Vecchia inquadrato per dare le indicazioni ai propri ragazzi. Occhio a questo calcio di punizione per il Veneto, sul pallone c'è Francesco Coppe. Fuori Botosso, si fa vedere Botosso, riceve il pallone, calcio, c'è la deviazione. L'arbitro invece concede la rimessa alla Basilicata. Morelli, buono il controllo con la coscia, calcio a Morelli, c'è Coppe. Però pallone in mezzo, Claps non arriva alla sfera a destinazione, riparte la squadra veneta con il solito Canuto. Calcio d'angolo, ultimo tocco di Silletti sull'intervento per evitare la beffa. Botosso, va a calciare Botosso, allontana la Basilicata, il tiro schermato da Silletti. Claps, Arcieri, ci mette un piede Coppe. Claps morbido verso Morelli, si gira Morelli con la spalla, Boscaro. La conclusione ora altissima da parte di Saponara. 3:25 alla fine, sempre 2-0 Veneto. Le reti siglate da Canuto e da Bertuletti. Con le mani Silletti verso Claps, ha spazio per inventare il numero 8, prova il doppio passo, viene fermato, riparte il Veneto ma c'è il calcio di punizione. Non è d'accordo Botosso con la decisione dell'arbitro, del signor Salvatore Ciriolo della sezione di Novara. Sul pallone è andato Morelli.
Parte Morelli, cerca l'incrocio alto, non lo trova. Dall'altra parte Botosso tiene il pallone in campo, no, non ce la fa. Altro time out, questa volta chiamato dalla Vecchia a 2:55 dalla fine. E allora dicevamo una terza giornata molto intensa che si sta disputando su tutti i campi della Val d'Aosta. Girone A, Marche con 3 punti più 2 di differenza reti, Piemonte 3 più 1 di differenza reti, Molise praticamente fuori, 0 punti Piemonte e Molise. Questa è la partita che si sta giocando in questo momento. Poi girone B, Abruzzo 3 punti, Sardegna e Lombardia 1 con più 3 differenza reti per l'Abruzzo, 0 per la Sardegna, Lombardia meno 3, però la partita di Abruzzo-Sardegna. Poi andremo anche a citare anche le altre classifiche. Toscana 3 punti, Emilia Romagna 3, Puglia 0, più 6 e più 2, Toscana ed Emilia che si affrontano, più 6 per la Toscana, più 2 per l'Emilia Romagna. Bisogna comunque vedere quello che sta succedendo ora sugli altri campi per andare a definire quali saranno appunto le squadre che andranno a comporre la griglia dei quarti di finale. Botosso, libero a destra Fami, riceve ora il pallone il marocchino, può andare a calciare Fami, cerca lo spazio per il tiro, Silletti esce coi piedi, Morelli può ripartire per la Basilicata, c'è Saponara dall'altra parte, Morelli fa tutto da solo, va a calciare, l'intervento di Boscaro, riparte dall'altra parte il Veneto con Botosso che riesce a rientrare con il destro, poi lo scontro con Saponara. Rimane a terra il capitano della Basilicata. (2:08) alla fine. Rimane a terra spray magico per il numero 10 della formazione lucana. Si rialza il capitano della formazione lucana, Alessio Saponara, gioca nel Maschito classe 2000. Si rialza però accompagnato fuori dal massaggiatore, occhio alla conclusione di sinistro di Bortolini. Forse un problema al ginocchio per Saponara. Arcieri prova a passare Pace, viene fermato però. Fami, Botosso passa il pallone, rimessa dal fondo per la Basilicata. Pace, Arcieri, palla lunga, c'è Boscaro, Fami, Balaban, Vettore per Bortolini, Balaban, Fami, giro palla, parte della formazione veneta, calcia Fami, palla debole che termina sull'esterno della rete. Dall'altra parte Morelli, la chiusura imperiosa di Balaban, rimessa laterale, palla che va a colpire il soffitto, meglio l'infrastruttura metallica che poggia, sulla quale poggia il soffitto del palazzetto di Châtillon. 0:52 alla fine del primo tempo, 2-0 il punteggio per il Veneto.
Palla profonda di Arcieri, innocua per Boscaro. Fami prova a girare, recupera il pallone Claps, può puntare l'1 contro 1, invece va dietro da Pace, palla passa Morelli, prova ad andare con... c'era angolo qui, l'arbitro non ha visto il tocco di Balaban. Bertolini, dietro il pallone Balaban, prova a calciare Morelli, ancora Balaban, 15 secondi, tiene il pallone in campo il numero 6 Fami, che si blocca, 4 secondi alla fine, palla per Bertolini, deve provare a calciare Bertolini, ma alla fine arriva il fischio finale di questo primo tempo, 2-0 Veneto. Cercheremo con l'avvio del secondo di aggiornarvi anche dagli altri campi per darvi un quadro più preciso di quello che sarà il secondo tempo e di cosa servirà alla Basilicata. E allora noi chiudiamo qui per ovviamente passare il turno, noi chiudiamo qui il collegamento, ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo di Veneto Basilicata, torneo dedicato agli allievi qua da Châtillon. Palla che viene messa al centro, appena cominciata la partita tra formazione degli allievi del Veneto e quella della Basilicata. Claps riceve il pallone da Arcieri, ancora Claps, il pallone è uscito, la rimessa è celeste. Canuto perde il pallone, rimessa ancora per la formazione in casacca blu. Perrucci, Arcieri, Pace cerca lo spiraglio, trova Claps, perde il pallone il calcettista lucano. Fami, Canuto, Vettore, prova a girarsi Bertuletti, Vettore, Fami, ancora Bertuletti, Vettore, la palla in mezzo, arriva la chiusura di Claps aiutato da Pace, dall'altra parte del pallone verso Perrucci, Boscaro, Vettore, Canuto, Bertuletti fermato da Arcieri, palla che termina fuori, rimessa laterale per il Veneto. Canuto, Fami, al centro Canuto, Vettore, Fami, Canuto prova a passare Bertuletti, lo ferma Pace, Canuto torna sul pallone, lo riconquista, Fami cerca di saltare Claps, ancora Fami, tiene il pallone in campo, Canuto, Arcieri, Pace, Claps, buono il fraseggio della Basilicata, riparte la formazione lucana, fermato dall'intervento di Vettore, il suggerimento di Pace, bella azione, bella anche la chiusura da parte del numero 7 del Veneto. Arcieri, Pace, cerca Claps, Canuto in scivolata, Fami, riparte il Veneto, Fami cerca la parte centrale, trova il gol col sinistro, 3-0 per il Veneto, la rete di Fami, Mohamed Fami, terza rete per lui al torneo delle regioni. Mohamed Fami per vie centrali, Tris Veneto, gol che arriva al terzo minuto. Canuto, Fami, buono il passaggio verso Vettore,
Canuto cerca lo spazio per andare a servire al centro un compagno, poi ancora Veneto, errore da parte di Bertuletti. Bravissimo Vettore a recuperare la sfera, c'è Canuto a sinistra, Canuto di un soffio. E ora è un buon momento per il Veneto. Claps cerca di dare lo sprint alla Basilicata, il tocco di Canuto che mette fuori causa Perrucci, conquista il pallone ed è rientrato con una fasciatura il numero 10, capitano Saponara. Fallo, calcio di punizione per la Basilicata. Continua a essere molto godibile la partita che vi stiamo raccontando sul sito ufficiale della Basilicata, su quello ufficiale del torneo delle regioni, con il nostro nuovo progetto LND Basilicata Channel, la prima TV online dedicata a un comitato regionale. Pallone verso Saponara, in qualche modo il Veneto riesce ad uscirne, la palla morbida per Botosso, l'uscita di Silletti. Riparte la Basilicata, può attaccare con Saponara, Claps dietro per Arcieri, deve tornare a imbastire l'azione offensiva. Squadra di La Vecchia, non passa il pallone su Bertuletti, la palla al centro ancora Bertuletti, 4-0 il gol di Bertuletti che firma la sua personale doppietta la gara odierna. Avvio da incubo per la Basilicata, arriva il poker, fermato Bertuletti. Questo soprattutto nel computo della differenza reti può pesare molto. Ora in questo momento la classifica vede la formazione veneta con 6 punti più 9 differenza reti, passerebbe ovviamente come prima del girone. Basilicata meno 1, seconda con 3 punti. Boscaro cerca Botosso, calcia Botosso con il sinistro, forse si fa anche male, chiede la sostituzione per un problema alla bocca. Palla dall'altra parte, attenzione alla Basilicata, non riesce a passare il pallone, ancora la formazione lucana. Claps cerca lo spiraglio per il tiro, palla dietro, Arcieri sbaglia il tiro di Botosso che per poco va a scavalcare l'avversario. Intanto si ferma il gioco. Botosso colpito forse da una gomitata involontaria al volto. Va fuori, ha rischiato Botosso di sorprendere il portiere Silletti con un pallone che era destinato, era più che altro un rinvio. La palla però è andata vicinissima allo specchio della porta, scavalcando l'estremo difensore della squadra lucana. Zornetta pressato, Balaban, Bortolini, Balaban, ancora Balaban, Arcieri, e poi occhio a Bortolini. Bortolini prova a fintare su Saponara, ultimo tocco casacca blu, messa laterale per il Veneto. 13:52 alla fine, 0-4 a favore della formazione veneta. Zornetta davanti a lui, Saponara riesce a passare Zornetta, pallone calciato di sinistro da Zornetta, c'era al centro un compagno, l'ha visto Zornetta, si trattava di Coppe che ora conquista il pallone. La pressione di Morelli, libera Balaban,
poi Bertolini tiene bene il pallone, Bertolini prova a saltare un uomo, riesce a tenere la sfera, poi subisce fallo da Claps, calcio di punizione per il Veneto. Balaban, Bortolini, Balaban, ancora Bortolini, pallone allontanato da Nucera, la palla dentro, attenzione Morelli, il muro di Boscaro. Ancora la Basilicata, questa volta con Nucera, ancora la deviazione di Boscaro che sta chiudendo ogni pertugio. Calcio d'angolo, ancora un'occasione da poter sfruttare per la formazione di La Vecchia. Conclusione di Morelli, ancora Boscaro, riparte però il Veneto, occhio a Zornetta che però arriva in ritardo sul pallone. Bortolini, ora si fanno sentire i ragazzi della Juniores per sostenere gli allievi che hanno bisogno almeno di un paio di gol per respirare e attendere ovviamente notizie dagli altri campi. Coppe, buono l'1-2 con Bertolini, ancora Coppe, il pallone dentro, c'è la deviazione di Nucera, calcio d'angolo. Una gran bella formazione quella degli allievi del Veneto, con tanta tecnica rispetto dell'età. Bortolini, ancora Bortolini, Balaban, buono il passaggio ancora verso Bertolini, la sterzata di Bertolini che infila la quinta rete, ed è questo che stavo dicendo appunto poco fa, grande tecnica da parte dei ragazzi in casacca azzurra, la sterzata del numero 3 che va ad insaccare alle spalle del portiere. Parte la Basilicata sotto di 5 reti, meno 2 ora il passivo per quanto riguarda la differenza reti. Prova a girarsi Morelli, allontana Balaban, Claps, palla per il numero 7 Vincenzo Magliocca, palla che termina fuori. Ancora Veneto, ancora Niccolò Bortolini, palla sull'esterno della rete, errore, ora un po' in confusione la formazione lucana, il tiro e la rete del 6-0, la segna Matteo Zornetta, sesto gol, va ad eguagliare il punteggio, le reti segnate contro la Calabria. Il Veneto messo il piede sull'acceleratore, la squadra di Jimenez. Ora è meno 3 il passivo nella differenza reti. Formazione lucana che, come detto, ora è andata un po' in confusione. Morelli, poi Morelli punteggiato da Zornetta, prende la rimessa laterale il Veneto. Bortolini, Zornetta, ancora Bortolini, Balaban, Coppe, Zornetta, ancora Bortolini, questa volta non aggancia. Il numero 3 autore di una ottima frazione di gara. Nucera, Claps prova la magia, lui
viene fermato, ostruzione, calcio di punizione per la formazione lucana. Tanto cambio anche tra i pali per il Veneto, Sebastiano Gallina. Differenza di età, stavamo notando proprio ora leggendo le distinte, differenza di età sulle convocazioni, tutti 99, un solo 2000, Francesco Coppe per gli allievi del Veneto, invece tanti 2000, sono solo 4 i 99, Carrieri, il secondo portiere, poi Arcieri, Magliocca e Claps sono i 99. Problema all'arcata sopraccigliare per il giovane Bortolini, che in questi ultimi 5 minuti ha fatto la differenza. 9:37 alla fine, 6-0 Veneto, calcio di punizione Morelli. Il gol potrebbe essere importante anche per far tornare su il morale ai ragazzi di La Vecchia. Ripristinati anche i falli sul tabellone luminoso. - 9:37 alla fine, sul punto di battuta c'è Rocco Morelli. Parte Morelli, il tiro di Morelli schermato da Fami, rimessa laterale per la formazione lucana. Ancora Morelli cerca lo spazio per il tiro, cede il pallone a Nucera, poi Fami, ultimo tocco del marocchino, rimessa laterale subito battuta dalla Basilicata. Silletti per Magliocca, Claps riesce a girarsi, conquista il pallone il Veneto, palla per Bertuletti, Morelli in scivolata. La palla rimbalza addosso a Nucera, termina fuori, rimessa laterale. Intanto un problema alla coscia per Morelli. Subito vicino c'è il medico Giovanni Cancellieri, che va a soccorrere il numero 9 Rocco Morelli. Tanto entra sul terreno di gioco Michele Carrieri, sostituisce Rocco Silletti tra i pali. Si rialza Morelli. Gli applausi del pubblico. Con le mani Carrieri, recupera il pallone il Veneto. Fami, buono il passaggio per Tosato. 7-0, 8:50. La rete di Tosato, Luca Tosato, per la settima rete del Veneto, che va a superare il numero di reti segnati alla Calabria. Coppe, anzi era Nucera, poi il tiro di Fami, palla che termina fuori. Claps non riesce a tenere il pallone in campo per Rucci. Fami, buono lo scambio con Canuto. Canuto in mezzo, la palla che viene deviata provvidenzialmente da Nucera. Sta arrivando sulla sfera ancora Tosato. Batte Tosato, la palla in mezzo. Canuto, la botta al diagonale, palla che termina fuori.
Claps, Nucera, Perrucci, si lotta sul pallone, palla che rimane in campo, poi la conclusione da parte di Nucera, un po' sorpreso Gallina. Deviazione celeste, rimessa laterale Basilicata. Claps, scusate, con il numero 10 Saponara. Riparte la Basilicata, Saponara, Claps deve girarsi, sostegno ancora Saponara, Perrucci prova a passare, Perrucci non vince il duello con Tosato, palla fuori, rimessa laterale per la formazione casacca azzurra. Buono il passaggio ancora per Canuto, il tiro di Canuto, ancora un diagonale, bello però in questa occasione il bel passaggio volante di Simone Bertuletti. Saponara, 6:45 alla fine, 7-0 per il Veneto. Palla che termina fuori, rimessa laterale per la squadra allenata da Jimenez, che sicuramente sarà molto soddisfatto della gara disputata dai suoi ragazzi. Conclusione da parte di Bertuletti, la parata di Carrieri. Famì, Bertuletti, Famì tiene il pallone, ancora Famì, si gira, trova Bertuletti, Canuto cerca punto libero per tirare, poi la deviazione dopo la conclusione di sinistro di Bertuletti, schermata dal giocatore della Basilicata. Pace, Bertuletti, Perrucci, Pace, Claps prova a giocare il pallone, ma il Veneto riconquista la sfera. Famì sul petto di Claps, rimessa laterale ancora per il Veneto, che continua a tenere il pallino del gioco. Canuto, conclusione di Canuto, respinta. Claps, può ripartire la Basilicata, buono il passaggio centrale per Perrucci, ma c'è subito la chiusura di Tosato. Trasforma il quintetto Jimenez, dentro Botosso, Coppe e Zornetta, rimane in campo Canuto più il portiere Botosso. Buono l'1-2, Botosso cerca lo spazio per il tiro, la parata di Carrieri, che va poi ad allontanare il pallone con un po' di fretta. Fuori anche Canuto, dentro col numero 7 Vettore. Botosso, Vettore deve girarsi, riesce a calciare. Pace con il piede, rimessa per il Veneto, 4:35, 0-7 il parziale. Zornetta per Coppe, intervento di Carrieri. Botosso, Zornetta, Botosso con il destro alto sulla traversa. Riparte il Veneto, ancora palla centrale, il tiro e il gol.
assist di Vettore, dribbling e rete di Zornetta. 8-0. Ottava rete per la formazione veneta che sta dominando la gara odierna. Calo totale della Basilicata, che era partita meglio nel primo tempo, un calo probabilmente mentale, e ora credo che, a meno di clamorosi risultati provenienti dagli altri campi, la Basilicata sarà costretta ad accelerare alla fine per cercare di raccogliere più gol possibili e allontanare lo spettro dell'eliminazione. Gallina, errore di Gallina. Perrucci, Morelli, Saponara, partito Morelli, Saponara serve un compagno, poi Morelli recupera il pallone, il Veneto, la palla dentro, arriva il gol dell'8-1, Saponara. Un gol importante a questo punto, anche se mancano solo 3 minuti e 05. Scorso morale, e ovviamente più gol riesce a realizzare la Basilicata, più vicino può essere il traguardo della qualificazione. Occhio a Morelli, l'uscita da parte di Gallina. Ora è a -4 il passivo nella differenza reti della Basilicata. Botosso, lo scambio con Zornetta, ancora Botosso, tiene il pallone in campo, arriva Saponara, Botosso si libera del pallone, Zornetta, dietro la sfera per Coppe, ancora Coppe, riceve il pallone, Coppe per Zornetta, allunga la gamba Zornetta ma non riesce a tenere la sfera. Palla passa, attenzione Morelli, l'uscita di Gallina. Poi Vettore, lungolinea, il passaggio, palla centrale per Zornetta, si distende il Veneto, palla verso Coppe, Coppe dall'altra parte su Botosso, Botosso ancora a secco quest'oggi, recupera il pallone la Basilicata, intervento in chiusura di Francesco Coppe, Zornetta. Palla dentro per Vettore, che deve appoggiare in rete per il 9-1. Gol della formazione veneta. Coppe. Che termina fuori, messa laterale per il Veneto. Vettore, Zornetta, palla centrale, Botosso respinge con i piedi Carrieri. Coppe, Zornetta, libero Botosso, si distende Carrieri, prova ad allungare, ad accelerare il gioco. Buono l'1-2 per Rucci, la chiusura da parte di Coppe. Prova Morelli dalla distanza, Zornetta, passaggio quasi perfetto per Botosso, la che termina fuori. Saponara, 0,33 alla fine. Zornetta, la giocata, Coppe, Zornetta,
C'è l'intervento falloso di Morelli, calcio di punizione, quarto fallo per la Basilicata a 0-18. Dalla chiusura della partita calcio di punizione per la formazione veneta. Non sono ancora aggiunti aggiornamenti dagli altri campi. Ovviamente rimanete collegati sul profilo Facebook della formazione della federazione, scusate, lucana, per avere aggiornamenti. Noi purtroppo al momento, fino alla chiusura della diretta, non crediamo di averne. Quello che è successo sugli altri campi. Zornetta, Botosso, Zornetta perde l'attimo, palla che esce, giusto il tempo di battere. Infatti si chiude qui la partita 9-1 per il Veneto. Un passivo pesantissimo per la squadra lucana che ovviamente, al netto di qualche incredibile miracolo sugli altri campi, dovrebbe dire addio al sogno dei quarti di finale. E allora noi con le immagini delle squadre a centrocampo chiudiamo qui questa diretta. Vi diamo appuntamento alla prossima, perché ci sono ancora le ragazze. Si gioca a Verra alle 14:45 con la partita tra Basilicata e Piemonte, per cercare di piazzare una qualificazione al turno successivo. Allora noi ci risentiamo fra qualche ora, mi raccomando, sempre collegati sul sito ufficiale della federazione, sempre collegati con LND Basilicata Channel.